1° al 31 di ottobre il Friuli, tra parentesi, e virtualmente va alle urne per capire un po' lo stato d'animo del territorio e soprattutto chiarire se questa regione questa gente vuole fare il passo avanti oppure il passo indietro. Lei cosa ci racconta? Allora, buongiorno, sono Adriano di Respubliche Furlane e Parlament Furlan. Noi abbiamo fondato questa associazione che si chiama Parlament Furlan, l'abbiamo fondata il 3 aprile del 2014, mentre Repubblica del Friuli il 2 maggio del 2013, per avviare un percorso di creazione di un'ipotetica Repubblica del Friuli. Il primo strumento che noi utilizziamo è quello di consultare la gente per sapere quanti sono d'accordo su un percorso indipendentista del Friuli. E questa consultazione avverrà online dal 1 di ottobre al 31 di ottobre e grazie a questa consultazione noi sapremo quanta gente vorrà essere rappresentata da questa associazione, il cui scopo appunto è la creazione di una Repubblica del Friuli, ma con delle modalità particolari, perché ci hanno definito secessionisti, ma ci teniamo a sottolineare che noi non siamo secessionisti, noi siamo indipendentisti. Indipendentisti significa che noi vogliamo la sovranità del popolo friulano sul proprio territorio. Indipendentismo è una parola che ha un significato preciso, non significa autonomia spinta, non significa vogliamo fare quello che vogliamo sul nostro terreno, significa sovranità popolare e quindi creazione di uno Stato. Questo Stato però può essere compatibile con i confini italiani perché si parla di due principi. Uno è il principio di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto a livello internazionale e riconosciuto dallo Stato italiano, legge 881/77, ma si parla anche di diritto degli Stati nazionali di mantenere i propri confini, riconosciuto a livello internazionale. Il punto di equilibrio dove si trova? Si trova in uno Stato confederativo, quindi la creazione la trasformazione dello Stato italiano in uno Stato confederativo, Repubblica del Friuli più il resto, in cui i confini vengono mantenuti e quindi l'articolo 5 della Costituzione viene rispettato e contemporaneamente il popolo friulano si autodetermina ed è indipendente sul proprio territorio. Ecco, lei ha sottolineato che è importante quello che sta dicendo, perché molti stanno prendendo fischi per fiaschi. È importante perché si fa molta confusione tra i tre termini: autonomia, che è quella che abbiamo attualmente, seppur molto debole, indipendenza e secessione. Noi siamo indipendentisti e bisogna stare attenti nei termini, perché quando poi qualche gruppo va a elezioni e dice di essere indipendentista, la gente può capire male. Indipendentismo significa voler far parte di uno Stato nazionale, avere sovranità sul proprio territorio, non è un'autonomia spinta e questa è una cosa che è necessario chiarire. E quindi è sbagliato dire che noi siamo secessionisti, è sbagliato dire che noi siamo autonomisti, noi siamo indipendentisti e vogliamo avviare un percorso di autodeterminazione che durerà un po' di anni. Non è che noi facciamo questo referendum e finiamo qua, noi andremo avanti, lo ripeteremo anche il prossimo anno, lo ripeteremo anche l'anno dopo. In questo referendum noi abbiamo deciso di aprire le porte a tutti i friulani e a potersi candidare, perché i candidati che al direttivo del Parlamento Furlan sono persone che prima non si erano mai viste, mai incontrate, e a venire votati da tutti i friulani. La nostra idea è che quella che non quest'anno, magari il prossimo anno, magari tra 2 anni, che la maggior parte della popolazione friulana si iscriva a questa associazione, si senta legato a questa associazione. Questa associazione dovrà riuscire a fare cose utili e concrete per il popolo friulano, fino a raggiungere una situazione di quale tipo? Una situazione del tipo in cui i friulani dicono: beh, il Parlamento Furlan fa qualcosa di utile per me e lo voto, il Consiglio regionale per noi non fa altro che tassarci, non fa nulla di buono per noi, preferiamo votare loro piuttosto che voi. Potrà essere una forma di protesta sociale nei confronti dello Stato centrale, lo è anche, però porta a una situazione in cui lo Stato italiano dice: ecco, in Friuli esiste un problema concreto in cui la gente non si sente più rappresentata dalle istituzioni nazionali italiane, ma si sente più rappresentata da un'associazione, una libera associazione che non fa leggi, che però fa cose concrete per i cittadini friulani.
Questo sostanzialmente è quello che succederà, quindi non è un referendum legale da un punto di vista delle leggi italiane. Noi andiamo a chiedere alle persone cosa pensano dell'indipendenza del Friuli. Vorrei anche sottolineare che non è possibile fare un referendum legale su questa tematica qua. Chi dice che bisogna andare dentro le istituzioni, il Consiglio regionale a chiedere l'indipendenza e la possibilità di fare un referendum, non è possibile giuridicamente fare un referendum di questo tipo. La legge non lo permette. Abbiamo visto quello che è successo in Veneto, che hanno impugnato. Quali sono i territori che, diciamo così, entreranno poi a far parte? Allora, noi abbiamo fatto una proposta. Noi abbiamo proposto i confini dell'antico Stato patriarcale, che comprende tutto l'attuale Friuli, con l'esclusione della provincia di Trieste, più alcuni comuni del Veneto, che sono Sappada, l'ex mandamento di Portogruaro senza Caorle, e più alcuni comuni che attualmente si trovano in Slovenia. Questo non significa che noi andremo a pretendere una secessione della Slovenia, che questi comuni passano dalla nostra parte, però potrebbe essere perfettamente un progetto simile a quello del Sud Tirolo, con una macro regione europea. Il Sud Tirolo la fa col Nord Tirolo, noi potremmo fare questa macro regione con quei comuni della Slovenia che una volta erano parte del patriarcato. Che vantaggi emergono in caso di nascita della Repubblica? Allora, nascono dei vantaggi notevoli da un punto di vista, a parte l'identità personale, che noi abbiamo una storia che è totalmente diversa dalla storia italiana. L'Italia è arrivata qua nel 1866 e prima non era mai stata. 1000 anni fa qua si parlava il friulano, quando l'italiano era ancora un dialetto volgare. La nostra storia è completamente diversa. Noi siamo diversi, ci hanno detto di essere italiani, ma la realtà è un po' diversa. Siamo stati italianizzati, ci sono state le leggi di Mussolini nel 1922 che hanno imposto che non si poteva più usare il friulano, che i nomi andavano italianizzati. Vediamo il caso del paese che Muscoli, che in friulano è muscli, che però tradotto significa muschio, ad esempio, quindi facendo anche dei danni. Dal lato economico ricordiamo che se noi andiamo a vedere il PIL, mediamente 1 milione di persone in Italia produce 26 miliardi di PIL, il Friuli 1 milione di persone circa produce 37 miliardi di PIL, 11 miliardi in più. Se noi andiamo a vedere il debito pubblico, il rapporto deficit-debito italiano è 138%, se noi da persone oneste ci accolliamo un sessantesimo del debito pubblico avremo il 97%. Abbiamo nell'import-export siamo al secondo posto in Italia, prima di noi c'è insomma, a livello pratico i conti tornano. Siamo al centro dell'Europa, siamo l'unico punto in Europa in cui si trovano l'etnia latina, l'etnia germanica e l'etnia slava, unico punto in Europa in cui possono passare tutti gli affari commerciali. Non c'è alcun motivo per cui economicamente il Friuli non possa farcela. Senta, per concludere, ricordiamo il periodo di voto. Il periodo di voto dal 1 di ottobre al 31 di ottobre sul sito www.plebiscitofriulano.eu. Facciamo un voto, indipendenza sì, indipendenza no. Si potrà votare un candidato al direttivo del Parlamento Furlan e a noi servirà, non ci interessa che siano 10.000, 100.000, 1 milione, a noi interessa sapere quanti friulani vogliono farsi rappresentare da questa associazione. Lo facciamo quest'anno, lo rifaremo il prossimo anno, lo rifaremo l'anno dopo, fino a conquistare la fiducia di tutti i friulani. E come vogliamo sottolineare è una protesta civile. È una protesta civile che ha un obiettivo però preciso, la conquista della sovranità del popolo friulano. E adesso starà al popolo decidere dove vuol stare. È importante anche questo, perché qualcuno dice domandiamo l'indipendenza. L'indipendenza non si domanda a Roma, non si domanda all'ONU. L'indipendenza è una cosa che conquista il proprio popolo e nel nostro caso noi vogliamo conquistarla in modo pacifico, in modo legale, in modo democratico.